Fatica e bellezza insieme per uno spettacolo unico. È la Hero, la gara di mountain bike più dura al mondo che si corre sulle Dolomiti. L'inviato Massimo Mignanelli. Si fa perché penso che sia una sfida con se stessi principalmente. È dura e basta. Quanto hai dormito stanotte? Pochissimo. Significa? 2-3 ore. Stati d'animo ed emozioni diverse con un solo punto in comune: affrontare la Hero, la maratona di mountain bike più dura al mondo. 4.000 concorrenti che affrontano le spettacolari salite delle Dolomiti. Il percorso è particolarmente difficile dovuto alla tanta neve che è arrivata appunto a maggio e così anche tanto bagnato ancora. Nel gruppo storie di vita più dure della corsa. 20 anni fa ho avuto tumore all'anca. E adesso? Adesso vado con una gamba e l'altra non pedala, però l'importante è respirare nella vita e essere felici. Intanto la fatica si fa sentire, molti partecipanti preferiscono spingere la bici troppo dura alla salita. C'è ancora tanta neve. Sì, bello. Spettacolari gli uomini jet che tra le vette delle Dolomiti salutano i partecipanti. Alla Hero presenta anche il numero 1 del ciclismo italiano. Oggi la bicicletta aiuta, fa bene per il wellness, per il proprio stile di vita, per la propria salute, per riabilitare sugli infortuni e poi per godersi a passo lento tutte queste meraviglie. E la gara di mountain bike più difficile al mondo dal prossimo anno uscirà dai confini europei con un circuito di gare internazionali che prevede anche Dubai e Thailandia. La corsa si conclude con l'arrivo vittorioso del colombiano Leo Paz al sesto trionfo.